Eccoci rientrati in diretta su Cusano Italia TV, ancora 264 per qualche giorno e dal 4 dicembre 122. E adesso passiamo la parola a Graziano Marraffa e alla rubrica Sapori di Cinema. Buonasera, bentrovati. Proseguiamo questa nostra carrellata nella storia del cinema italiano. Oggi esploreremo come il nostro cinema ha illustrato il contrasto tra la provincia italiana e la città. 1951 Don Camillo, un film straordinariamente famoso tratto dai racconti di Giovannino Guareschi, interpretato da Fernandel e Gino Cervi. Sono i primi ritratti di questa Italia al confine tra due credi politici, quello di sinistra e quello di centrodestra. Il film avrà uno straordinario successo e verrà seguito da vari altri episodi fino al 1965. 1953, uno straordinario film diretto da Aldo Fabrizi con protagonisti Totò e Peppino De Filippo e Lea Padovani. Una di quelle, due provinciali arrivano a Roma pensando varie avventure nei night della capitale e incontrano una ragazza madre che casualmente quella sera per problemi di debiti tenta un'avventura in un nightclub per salvare la salute anche di un bambino piccolo, e quindi ci saranno tutta una serie di contrasti paradossali tra le aspettative dei due e la realtà molto tenera di questa madre di famiglia. Lo stesso Aldo Fabrizi si riserva nel film una partecipazione speciale quasi alla Orson Welles. Edoardo De Filippo nello stesso anno con Napoletani a Milano, protagonista Anna Maria Ferrero, descrive l'emigrazione appunto di questi poveri napoletani in una città del nord che pretendono di essere assunti in una fabbrica. Un film molto avanti nei tempi, quasi da anni 70, quando ancora non si parlava in Italia di classe operaia o di esigenze di questo tipo. Nello stesso anno Antonio Pietrangeli, uno sceneggiatore critico cinematografico, debutta nella regia diventando immediatamente un maestro del nostro cinema con Il sole negli occhi, protagonisti Irene Galter e Gabriele Ferzetti, dove una giovane ragazza proveniente dall'Abruzzo tenta l'arrivo in città per un posto da cameriera, ma si troverà a contatto con una realtà molto cruda e seguiranno anche degli eventi tragici. Il film segna l'inizio di questa ricerca dell'autore su lo scavare all'interno dei personaggi femminili, una tematica costante che lo porterà a realizzare altri capolavori. Nello stesso anno Cesare Zavattini tenta, con la collaborazione di Marco Ferreri in produzione, un film molto innovativo ad episodi a metà tra il documentario e la realtà. Amore in città consente a dei grandi registi dell'epoca, attraverso diversi episodi, di illustrare alcuni fatti realmente accaduti nella cronaca di quegli anni, tra questi Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Carlo Rizzani e Francesco Maselli. Ultimo film importantissimo del 1953, Pane, amore e fantasia, un altro film che descrive una realtà di provincia in un paesino immaginario intitolato Sagliena, ma in realtà il film è stato girato a Castel San Pietro Romano nel Lazio. Protagonisti indimenticabili Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica e Tina Pica. Questo stupendo rapporto tra i contadini e il maresciallo dei carabinieri, un film celeberrimo che avrà diversi sequel fino al 1958. Per oggi è tutto, ci vediamo sabato prossimo. Grazie. Graziano, per oggi non è tutto. Sai, perché ti volevo chiedere proprio una cosa, mentre vedevo queste locandine meravigliose che ci porti ogni volta, che mi fanno veramente tanto riflettere. Diciamo che io sono del 68, lo dico senza problemi, vengo da un piccolo centro e la televisione a casa mia si vedeva molto, molti di questi film io li ho rivisti in televisione. Secondo te, man mano che andremo avanti, a parte le persone come te che per fortuna ci conservano questa memoria storica, che fine faranno? Cioè, ai giovani come gli si può trasmettere? È una bellissima domanda, perché Grazie. attualmente questi film, anche per ragioni di diritti di trasmissione, sono abbondantemente spariti, tranne i classici che ho citato prima, Don Camillo, Pane, amore e fantasia. Gli altri hanno una rara reperibilità per il grande pubblico, bisogna un po' cercarseli. Questo sicuramente è un aspetto da sanare per divulgare
questa cultura cinematografica che, come ha detto anche Trovandi C'è la prima, nostra è un storia, patrimonio esatto. straordinario di testimonianze Esatto. e di indagine sulla realtà. Altrimenti, che ne so, tra veramente 10-20 anni, ma proprio volendola Anche prendere... fra 5. Anche 5, dici tu, con la velocità che va, beh, fino a che ci sarai tu, anche 100. Intanto grazie. divulghi e non è poco. Grazie a Grazie per voi. essere stato con noi. E adesso c'è l'oroscopo colto e io oggi proprio mi devo fare una chiacchierata col nostro Massimo Bomba che ho accanto a me. Eccoci, pensavo andasse la sigla. No, oggi ti abbiamo punito, non te l'abbiamo messa, ma non fa niente. Vedi che io accanto a me c'è una stella. Sì, un'altra stella però. Esatto, un'altra stella che non sei tu, però prendo lo spunto da te. Che parli delle stelle per parlare di una stella. L'8, il 9 e il 10 dicembre tornano le stelle dell'AIL. Ogni malato di leucemia ha bisogno di una buona stella e quella stella puoi essere tu. Dunque, con soli 13 euro potete acquistare questa stella di Natale e contribuire alla ricerca scientifica per la leucemia, linfomi e mieloma. Addirittura, cioè, se andate negli stand potete trovare le stelle di cioccolato. Quindi, comunque, da 350 grammi, sempre 13 euro costano. Uno deve fare comunque un regalino a Natale e potete fare del bene con poco e aiutare la ricerca. Noi ne parleremo anche dopo, sta qui con noi, ci fa anche un po' da colore, no? Tu la compri la stella a Natale? Beh, certo. Vai a comprare questa qui dell'AIL, mi raccomando. Va bene. Okay. Oggi è una giornata per te impegnativa. Tanto per cambiare, dico, non lo so, perché tu sei impegnativa quando... Allora, intanto ti faccio dire i primi 6 segni, così non ti disturbo. E poi dopo, alla fine dei primi dei 6 segni, ho 2 o 3 sorpresine per te. Ah, beh, meno male. Mi sono preparata. Sì, beh, mi hai accennato qualcosa. E non tutto, ti ho accennato una parte, perché poi io so non divenire. Ah, ok. Vabbè, senti, facciamo quello che possiamo. Hai studiato bene tu questa settimana? Facciamo quello che possiamo, che ne so. Io, dai. Allora, cominciamo dall'Ariete, che è più vivace del solito, perché Marte e il Sole stanno transitando in Sagittario ed essendo dello stesso elemento, il fuoco, ricevono una bella carica e quindi hanno molta energia, hanno molta voglia di fare, sono molto attivi. Poi c'è una buona cosa, che Venere non è più opposta, perché praticamente è al 29° grado, sta uscendo dalla Bilancia, sta entrando nello Scorpione e quindi non fa più l'opposizione. Poi questi sono, diciamo, gli elementi più importanti. La Luna, va bene, ha sempre degli effetti molto transitori, è mutevole di per sé, no? Come si dice, la mutevole Luna. Quindi sono molto attivi, ecco, sono molto attivi. Il sentimento forse è la parte più, come dire, messa in secondo ordine. I Tori, che sei tu in questione, però ho capito che tu, adesso che te l'ho visto bene l'oroscopo, ho visto come stai combinata. Questa settimana è andata a vedere le mie cose, è rimasto leggermente scioccato. Io no. Vabbè, tu le sapevi, che ne so, io appunto ho constatato. Io le ho vissute. Vabbè, così ci siamo conosciuti meglio, hai visto, perché c'è questa coincidenza. Mi vorrei più bene, spero. Ma sai, che ne so, le cose sono come sono. Io mi ispiro a quella là, come si chiama? Cordelia, quella del Re Lear, ti ricordi? Come no? Che quella appunto, qui i classici ci hanno tramandato tanti insegnamenti, come nella mitologia, come nei miti, come nelle storie, come nelle commedie, e Shakespeare ce n'ha raccontate parecchio. E se ti ricordi, è bellissima quella cosa, che quando il Re Lear divide il regno fra le 3 figlie, alla prima gli dice quanto mi vuoi bene, e quella e poi lo butta fuori a calci nel sedere. La chiama quell'altra, quanto mi vuoi bene, perché doveva dividere il regno. L'ultima, questa Cordelia, che era quella che invece evidentemente incarnava la giustizia, la più sincera. C'è poco da chiacchierare qua, appunto, no? È inutile ci sproloquiamo. Disse no, io ti voglio bene il giusto. E poi sarà l'unica che invece gli darà ospitalità quando sarà povero e pazzo, sperso per dove stava, in Cornovaglia, non me lo ricordo.
Questo capito? per dire che mi vuoi bene il giusto? Sì, Ok. bisogna essere, secondo me, ecco, andiamo il giusto, ecco, ritorniamo al discorso, visto che ho sentito tanti discorsi importanti prima, lui che ha avuto quell'esperienza molto drammatica. È stato un peccato, parliamo di Ennio Trovandi, è stato un peccato non poter approfondire perché veramente non si può approfondire guarda, in poco tempo. Però... Ho molto apprezzato quello che ha detto lui, e cioè che non si può parlare di queste cose con tre parole, con le famose interviste. Certo. Però sai, quando uno racconta un personaggio in qualche modo... Certo, però queste sono cose troppo vere, troppo serie da risolvere in 3 minuti, non si può fare. Infatti quindi l'abbiamo lui bypassato. ho notato la grande maturità, perché ha detto no, guardate, lo accenno, ho avuto questa cosa, ma l'argomento è complesso e andrebbe approfondito. Poi anche Graziano, appunto, ho sentito questo discorso di non perdere tutto ciò che abbiamo vissuto prima. Qui siamo pieni di roba che dobbiamo trasmettere e quindi è quello. Ma è un compito nostro, quando ce la prendiamo con i giovani, che i giovani non sanno perché qualcuno glielo dovrebbe comunque in qualche modo trasferire, fargli venire l'amore. Non è che uno si sveglia la mattina e dice adesso voglio sapere cosa è successo negli anni 50, non è proprio così. Un po' in qualche modo bisogna aiutarli, un po' bisogna, come dire, no? Quando si dice dare l'esempio, tu dai l'esempio e poi magari chi ti sta intorno in qualche modo ecco, allora, appozza. sì, assolutamente sì, e appunto per non fare errori, per non sbagliare, cerchiamo di essere, ognuno di noi deve pensare a se stesso ad essere coerente, perché già se noi siamo esempio, se già noi rappresentiamo qualcosa, già diamo un insegnamento pazzesco a tutto e tutti. Capito? Questo secondo me sono quello che si traduce dai segni, dai simboli e da tutti questi studi. Tutto questo è nato perché mi vorrei bene un po'. Va bene, dopo il toro... Ma così, alla prossima domanda ci pensi 2 volte prima di farla, appunto. No, il toro c'ha sempre Giove, quindi è sempre in una buona fase. Però Venere sta entrando in opposizione, quindi potreste avere dei cali di tono, cali di umore, un po' più così di stati di stanchezza, capito? Perché Venere è il pianeta migliore da questo punto di vista, quello che ci risolve tante cose. I gemelli, insomma, i gemelli avevano Venere, non ce l'hanno più, che gli aiutava perché sta uscendo dalla bilancia, e hanno il Sole e Marte in opposizione, quindi stiano attenti, possono essere troppo nervosi, perché questo può causare nervosismo, questo aspetto planetario. I cancri c'è la bella notizia, di cui sono felicissimo perché io appartengo a questo segno, che Venere sta entrando nello Scorpione, quindi la situazione migliora. Poi la Luna comincia la settimana nella Vergine, quindi è positivo pure quello, molto per te. E la mia dirimpettaia, la Vergine? No, non è dire. Di fronte c'hai lo Scorpione. C'è lo Scorpione. Apposta ti ho detto che non va tanto benissimo perché Venere si mette in opposizione, capito? Okay. E quindi appunto la settimana comincia con la Luna in Vergine. Venere entra nello Scorpione, quindi fa un aspetto positivo con la Luna, va bene pure per le Vergini, anche se le Vergini hanno sempre questo transito di Saturno opposto che vorrei però spiegare qui perché tutti mi chiedono e mi bombardano pensando che io c'entri qualcosa, come se io potessi spostare i pianeti, cosa che farei molto volentieri, ma non posso. Beh, ti chiederei quantomeno di spostare un po' i miei, visto che sei qua vicino. Vabbè, ma ormai tu già te li sei già cicati. Il dato è tratto e i fu, capito? Quindi, no, che questo Saturno opposto che è ospite, che ci ha dato sto film che ci fa tremare a tutti. Saturno contro Ospetec, sì. Capito? Che poi appunto nel momento in cui il film usciva, lui aveva Saturno contro. Tu pensa, insomma, lo sai, questo io sono perché io vado sempre a controllare vivi, morti, tutti quanti, no? Quindi lui l'ha fatto perché in quel momento lui ce l'aveva contro. No, io proprio, guardate, è una cosa che si può controllare sui cellulari, su internet. Io curiosamente vado subito a vedere st'ospite che quando era nato, sì, quando era nato, sai, cioè. E vedo che è dell'Acquario. Il film è uscito con Saturno in Leone, quindi lui aveva Saturno contro. Anche io ho pensato, ma mi sa che questo gli è successo qualcosa del genere, perché guardate caso che lui ha Saturno contro, quindi si è informato su questo aspetto così specifico. Ma lui ce l'ha sempre Saturno contro? No, in quel momento. Perché i suoi film, io li adoro, perché a me lui piace veramente molto, per tutta una serie di motivazioni che sto qui a spiegarvi, ma però i suoi film un po' si assomigliano, cioè il suo timbro c'è, quindi il suo Saturno è sempre contro. No, lui aveva Saturno in quel... che lui ce l'aveva in quel momento lì. Però sono poi che lui, vabbè, lui che ama un certo ambiente, ama certe tematiche,
emotivo-sentimentali, non so come definirle, perché manco... Sì, però anche le tragedie, le morti, i figli, cose, le cucine, le tavole, certo, è tutto molto un po'... Quel Saturno contro lì fu un evento eccezionale, perché per fortuna nostra, di tutti quanti, se no saremmo tutti morti. Certo, la morte così improvvisa di qualcuno, che è una cosa sconvolgente, insomma, è piuttosto rara, non è che succede ogni volta che passa Saturno in opposizione, se no già che non saremmo proprio qui nessuno, saremmo tutti morti. E quindi, però poi lui lo confermò in un'intervista, lo disse proprio che questa cosa era nata da un evento luttuoso che aveva avuto lui, evidentemente. Ecco, e qui siamo arrivati alla Vergine e mi devo fermare. No, alla Vergine ci fermiamo? No, sì, hai detto 6. tu. Sì, hai ragione. Adesso io ti faccio vedere 3 foto che sono la 04, la 05 e la 06, proprio la mettiamo così e tu mi devi dire che foto sono. Ah, ecco, segnaletiche della questura. Ah sì, questo è l'evento che mi tolse a te, a qui. Perché hai preferito? No, beh, Regina mi ha detto di andare a fare questa cosa. Regina, una già che si chiama Regina, se poi il cognome è Schreger, appunto c'è anche il cocktail. Ecco, questa è Regina che parla, che spiega i motivi del suo lancio di questo profumo. Dove siete qui? Questa è Villa Morosini, una villa antichissima del 400, ricostruita poi nel 500, nel 600, nel 700, e bellissima. E dietro avevamo un quadruccio che io mi credevo che era una specie di... Ecco, qui sono io questo che parlo. Quadruccio? Sì, io vedo sto coso, dico, okay. No, anche il proprietario di Villa, questo industriale mecenate, Luciano Zerbinati, spero di avere quei nomi, mi dice che è un quadro di Pietro da Cortona. Insomma, capito? Dico, vabbè, poi c'era un Tiepolo, una copia di un Tiepolo, poi c'era un Francesco Guardi de qua, un Raffaello, insomma era pieno di roba così, quindi era una cosa bella da vedere. Ma tu quanto sei al cospetto di questi quadri così importanti, perché ti capita spesso, vai spesso a questi convegni, queste conferenze, tu senti la potenza di questi quadri, di queste opere d'arte, la senti? Sì, credo proprio di sì. Sì, assolutamente sì, perché ecco, se c'è una cosa bella che mi è successa, diciamo, con questo studio, con questo approfondimento, di capire i messaggi, i linguaggi, insomma, perché sono cose piuttosto complicate. Certo, mi si è acuita moltissimo anche la capacità di leggere la simbologia contenuta nei quadri, che rappresentano sempre un messaggio molto preciso. Spesso un colore non è messo lì perché è bello, è messo lì anche perché è bello, ma spesso anche perché ha un significato, no? Noi diamo un linguaggio, emaniamo noi stessi o emaniamo un messaggio quando stiamo facendo qualcosa, sia uno scritto, sia un disegno, sia un abbigliamento. Uno stilista può, come dire, interpretare la personalità di una persona o di un'epoca. Per esempio, spesso certe cose diventano l'emblema di un tempo, no? E quindi, come no, assolutamente sì, assolutamente. E ti assicuro che quel posto era veramente parlante da questo punto di vista. E siccome l'abbiamo detto più volte, ma lo ripeto per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, tu non sei solo astrologo che lo fai, diciamo così, per passione, per uno studio dei segni. Era per gli amici. E per gli amici, vabbè, noi qui siamo tra amici, ma nasci come stilista soprattutto. Io, hai visto che fiore ho messo qui? Che ha camelia, dama delle camelie? Un fiore finto, sintetico. Questo fiore però l'ho messo soprattutto perché oggi è il compleanno dell'unica diva che sia mai esistita. Per me l'unica. Volevo sentire il suo brano e mettere la sua foto e commentarla un attimo con Massimo, che so di fargli una cosa gradita. Va bene. Spero. Certo. Mamma mia, che meraviglia, pensa, oggi avrebbe compiuto 100 anni, facciamole tutti un applauso. Bella e sfortunata?
Vabbè, qui è difficile da rispondere perché sono quelle non Il si bicchiere sa. mezzo pieno e mezzo vuoto, perché comunque ha avuto una vita eccezionale. È stata forse sfortunata nei sentimenti? Pare, sì, pare proprio che sia stata sfortunata nei sentimenti, ma anche lì io per esempio mi riservo sempre la prognosi per restare in un linguaggio medico, perché giudicare tanto è impossibile e quindi è sempre meglio restare un po' equidistanti perché tanto ognuno di noi ha una sua storia. E per tornare alle citazioni celebri, Miller scrive il prezzo e dice giustamente che ogni cosa ha il suo prezzo. Quindi c'è chi rinuncia all'amore per il successo o viceversa, insomma, non sai mai. E se c'è una cosa che vale la pena, tu magari fai quel passo e rinunci a tante altre cose. Per la mia esperienza appunto di astrologo, di ascoltatore, ecco, io forse sono più un ascoltatore che un astrologo, perché poi le persone ti raccontano i loro problemi. Un interprete? Delle stelle? Si può Sì, dire? cioè, no, certo, è chiaro, questo è un linguaggio che ci hanno tramandato i nostri predecessori, hanno lasciato questo codice che ci dovrebbe aiutare, ci dovrebbe dare delle indicazioni, ci dovrebbe dare dei suggerimenti. E però siamo sempre lì, poi l'ultima parola rimane a noi, e quindi poi vai a giudicare chi ha scelto di fare questo. Ecco, guarda, a proposito di donne, di violenza e di questo, l'altro giorno proprio su Facebook, che ormai è diventato un giornale di consultazione per tutti, molto anche banale, diciamo, perché tutti pubblicano qualunque cosa, però mi ha colpito tantissimo una cosa terribile che ho letto su Brigitte Bardot. Una cosa che mi ha veramente lasciato sgomento quasi, perché a me piace molto Brigitte Bardot, anche come personaggio, al di là di quello che è stata una donna eccezionale secondo me, perché è stata innanzitutto una bravissima attrice. Proprio brava, io nei film che fece, quelli che ho visto, ecco che c'è qui Graziano, no, si sta lì, tipo La Verità, quello di Clouseau, ma io cioè veramente era da dargli, non so se gliel'hanno dato l'Oscar. Non gliel'hanno dato ma l'Oscar, certo non no. gliel'hanno dato per motivi politici, perché Ma gli americani... Ma non possiamo parlare con le persone dietro le quinte, devo parlare là. casa. Scusate, ma ce l'abbiamo di qua. E no, vabbè, abbiamo sempre le voci tra le quinte, no? A corte no, ci sono un Monasciel. Un Monasciel parlava, appunto. Tu a Napoli c'hai un Monasciel, a corte Amleto c'era, chi era? Il ciambellano che faceva, si muoveva dietro gli arazzi, ecco. Quindi, e ho sentito questa cosa che veramente è drammatica, che lei confida che ha fatto questo figlio controvoglia, Nicolas, no? Che lei ebbe un figlio da Nicolas Charrier, mi pare, sì, mi ricordo più, vabbè. E lei fa questo figlio e lei dice: io questo figlio non lo volevo, per me questo figlio era come se io avessi una malattia. Sotto i commenti delle donne gliene hanno dette di tutti i colori. Vabbè, comunque guarda, io anche però lì... ho capito, poverina, questa cioè, perché effettivamente, sai, se tu ti fanno spesso una donna, se la costringono a fare una cosa che... Chiaramente questa è stata una sua frase presa da chissà quale discorso. No, era un'intervista magari precisa. Sì, hanno messo questa intervista lì, lei non si può difendere, una volta che arriva un'intervista o una frase estrapolata da un'intervista su un social, può succedere di tutto, questo lo sappiamo. Mia, sì. Quindi in questo caso lei, poverina, sicuramente non sa che sta sui social e sta succedendo tutto questo, però, come dire, è un po' una piazza. Sì, però ecco, questo forse bassa. è un invito anche a pensarci 5 minuti prima di parlare. Sì, cioè, ma soprattutto nel pubblicare, vedi, io mi sono limitata solo alle cose lavorative, perché magari prima più in qualche modo mi aprivo. Beh, questa riportavano una sua intervista. Esatto. Riportavano una sua intervista. Però uno quando mette una cosa in pubblica piazza poi si deve aspettare la critica positiva, negativa, e non è che possiamo, come dire, in qualche modo. Però mi ha colpito questo fatto che fosse più attaccata dalle donne che dagli uomini. Forse perché ci sono donne che pensano che la vita senza figli non sia vita, non lo so. Io adesso che i figli ce li ho, penso questo, anch'io penso questo, però non lo posso, come dire, non posso incolpare una donna se ha fatto una scelta diversa. Parlo della mia vita, ognuno ha la sua vita, la gestisce come meglio crede. Certo. Anzi, lei è stata fin troppo onesta, magari anche un gran bene a suo figlio. Ma secondo me lei ha pagato un prezzo spaventoso, perché tu renditi conto, la notorietà può avere dei
prezzi, appunto, tornando al prezzo, lei ha preferito proprio defilarsi come Greta Garbo, cioè molti di questi personaggi estremamente noti che hanno avuto un successo veramente planetario, poi preferiscono sparire proprio perché non ce la fanno a reggere. La tensione, il prezzo del successo a volte è veramente molto alto, non è solamente quello che si dice che devi stare in forma bella, bellissima, magra, eccetera, poi ci sono tutte queste pressioni che sono veramente brutte. Allora noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, torniamo subito su Cusano Italia TV, 264 ancora per poco e dal 4 dicembre sull'122, a tra pochissimo.